Tempo che sono arrivato a casa, ho preso il cane, sono sceso giù, sono tornato indietro. A parlare il titolare di un negozio compro oro in centro Sottomarina che 2 giorni fa in pieno giorno ha subito un maxi furto. Erano circa le 10:30. È uscito per portare fuori il cane quando, una volta svoltato l'angolo di via Trieste, una macchina si è fermata lì davanti. Sono scese col volto travisato almeno 4 persone, mentre una quinta probabilmente era al volante. Hanno sfondato la porta, sono entrati e in pochissimi minuti fatto razzia di gioielli, anelli e orologi, usati ma di grande valore. Si stima un bottino di 200.000 euro. Mentre rientrava, il titolare si è insospettito perché una persona l'ha fermato facendogli strane domande. Mi ha fermato un uomo qui, all'angolo, chiedendomi se era il compro-oro, se comprava argento. Io ho detto che no, sicuramente per farmi perdere tempo comunque. Sul posto sono giunti i carabinieri chiamati dallo stesso titolare che stanno indagando per provare a risalire all'identità dei ladri, probabilmente dei professionisti, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle lungo il viale che quelle a circuito chiuso del negozio, da cui si vede anche l'auto, sembra di colore grigio, fare 2 giri prima di fermarsi. L'amarezza è tanta. 2 anni di sacrifici, 2 anni di sacrifici, rubati. Lei ha aperto da poco? Da 2 anni, da 2 anni. Mi hanno portato via tutto, più 20 anni di sacrifici di lavoro, perché avevamo investito tutto qui e mia moglie. Lascia poi perplessi il fatto che nessuno abbia segnalato nulla, commenta il sindaco Armelau, che si appella ai cittadini. Mi lascia veramente allarmato sto discorso qua, perché non è normale, perché qui vicinissimi al lungomare, tanta gente che passeggia, è quasi impossibile non rendersi conto di fare un danno del genere. C'è un rumore, sicuramente c'è stato un forte rumore. Poi io chiedo sempre la collaborazione di tutti i cittadini. Non devono aver paura di collaborare con le forze dell'ordine, cioè dobbiamo sentirsi tutti devono essere responsabili di quello che accade nella propria città.